Una lite furiosa degenerata in violenza a colpi di bastone con un ferito grave. Il tutto, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe culminato in via Magellano ad Arzignano dopo le 21 di sera, a pochi passi dal parco. Ad affrontarsi i due uomini, entrambi stranieri, un confronto che sarebbe degenerato quando uno dei due ha impugnato un bastone, colpendo violentemente l'altro che, per la gravità delle ferite riportate, dopo essere stato preso in cura dai sanitari del 118 e portato in ospedale ad Arzignano, è stato trasferito all'ospedale San Bortolo di Vicenza in codice rosso, dove è ricoverato in rianimazione ma non risulterebbe in pericolo di vita. Violenza sfociata probabilmente per futili motivi, ma sulle cui cause indagano i carabinieri di Valdagno per far luce e chiarire le dinamiche e le responsabilità dei soggetti coinvolti. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, si tratterebbe di cittadini di nazionalità indiana e senza fissa dimora. Il fatto che è successo appunto ieri sera di quella notizia naturalmente mi rattrista, però voglio dire appunto che Arzignano è sempre stata una città accogliente, rispettosa nella convivenza civile tra varie etnie, e sicuramente tra le regole non c'è, possiamo dire che non c'è l'uso del bastone. Naturalmente non esiste l'uso del bastone per risolvere i propri problemi, le proprie controversie, anche perché queste persone probabilmente non fanno parte di quella che è la nostra Arzignano.